Un momento importante oggi alla Scuola Rizzo, giornata sicuramente di livello nazionale, internazionale, oggi per parlare alle donne delle problematiche femminicide. Ecco, anche la vostra scuola organizza delle iniziative in tal senso. Le iniziative sono 3 organizzate alla nostra scuola. La prima ha avuto il via ieri e ha avuto come protagonisti i ragazzi che si sono esibiti in performance, canti e riflessioni sul tema appunto che tragicamente colpisce ancora la donna, la violenza appunto. Oggi è un convegno con ospiti delle voci veramente autorevoli, delle testimonianze anche molto forti. Sono circa i 10 relatori che interverranno. Abbiamo cercato di dare diversi angoli di osservazione. Partiremo proprio con la violenza sulla donna, quindi sentiremo gli attori, le persone che nel nostro territorio si adoperano per fronteggiare questo triste fenomeno, ma subito dopo passeremo un po' al livello internazionale, quindi daremo uno sguardo su tutto il territorio internazionale e infine però ci piace anche essere fiduciosi che effettivamente l'obiettivo di raggiungere pari opportunità e di eliminare definitivamente la violenza di genere sarà raggiunto e quindi alla fine sentiremo la testimonianza di scuole di politica, di scuole di pari opportunità, le associazioni che comunque lanciano dei messaggi assolutamente di fiducia perché questo fenomeno venga veramente eliminato. Un giorno importante, anche la partecipazione della politica è necessaria anche per un saluto istituzionale, per una nuova amministrazione che sicuramente darà un segnale forte verso questo tema importante. Quale? Sì, noi siamo stati felicissimi, abbiamo accolto volentieri l'invito da parte della dirigente Cancarossa. Pensiamo che la scuola oggi ha un compito veramente importante, quello di formare i nostri ragazzi, i nostri giovani, e l'input fondamentale è la parità di genere. Soprattutto cercare di evitare situazioni spiacevoli che spesso si verificano soprattutto nei piccoli centri e come sappiamo col Covid sono tanto aumentati. Dobbiamo far capire ai nostri ragazzi che è fondamentale e civile utilizzare le parole, quindi il dialogo e non le mani. Giornata importante, oggi il Telefono Aiuto ad Agrigento sottoscrive un impegno costante, quotidiano da diversi anni in materia. Sì, Telefono Aiuto da ormai 18 anni presente nel territorio dell'Agrigentino proprio per contrastare la violenza sulle donne e siamo sempre presenti a fianco della scuola proprio perché con i ragazzi bisogna dialogare tutti i giorni, lavorare insieme proprio perché loro saranno la società del domani e a loro bisogna far sì che imparino quali sono, soprattutto ad individuare quali sono gli ostacoli che portano alla non parità tra uomo e donna. Oggi è un giorno in cui bisogna dire no alla violenza sulle donne e soprattutto io sono qui per ribadire il no alla violenza psicologica attraverso le nuove tecnologie. È la nuova frontiera della persecuzione, il revenge porn, il body shaming, il sexting, sono tutte nuove frontiere per usare violenza psicologica nei confronti delle donne e bisogna partire dalle scuole come sta facendo questo istituto di Porto Empedocle, l'istituto Pirandello, per dare nuova energia a questi ragazzi che devono crescere col principio sano del rispetto dell'altro, qualunque sesso abbia, qualunque colore, qualunque religione. Questo è il messaggio forte che dobbiamo fare passare.